Sono 3 le vittime del crollo di una palazzina di 2 piani avvenuta nella notte a Gorizia, a seguito di un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. La palazzina era composta da 3 appartamenti, uno vuoto al momento dello scoppio, un altro abitato da una sola persona e un terzo occupato da una coppia. Per prima è stata rinvenuta tra le macerie la coppia dispersa, poi è stata trovata la terza vittima. L'area è stata trasennata e sul posto si trovano squadre di vigili del fuoco e unità speciali come quelle cinofile. Durante la giornata mondiale del rifugiato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato un comunicato. L'Italia, in prima linea nell'adempiere con costanza e determinazione i suoi doveri di solidarietà, assistenza e accoglienza, vede l'alto impegno morale e giuridico di protezione verso coloro che fuggono dalle persecuzioni, sancito dalla Convenzione di Ginevra nel 1951, tra i principi fondamentali della nostra Costituzione. Queste le parole di Mattarella, che poi aggiunge: l'Unione deve essere protagonista per sviluppare una politica comune che riesca a mitigare conflitti e sostenere le esigenze di sicurezza e sviluppo dei popoli più esposti alle crisi umanitarie, attraverso un partenariato strutturato con i paesi e le comunità che ospitano rifugiati e richiedenti asilo. È iniziata stamattina la seconda prova della maturità 2019, la prova doppia. Le tracce riguardano le 2 discipline caratterizzanti di ogni indirizzo. Per il liceo classico gli autori proposti sono Tacito e Plutarco. Per lo scientifico la prova consiste nella soluzione di un problema a scelta dello studente tra 2 proposti e la risposta a 4 domande su 8 proposte. Il compito di fisica riguarda un condensatore. Per il liceo artistico gli studenti dovranno svolgere la prova partendo dalla traccia dall'autoritratto al selfie. Sono stati scoperti 2 pianeti potenzialmente abitabili a poco più di 12 anni luce dal Sistema Solare, in orbita attorno alla stella T-Garden. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Astronomy and Astrophysics. Tra gli autori anche l'italiano Luigi Mancini, dell'Università di Roma Tor Vergata e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Mancini ha commentato: sono tra i pianeti più simili alla Terra mai scoperti finora. Entrambi si trovano nella cosiddetta fascia di abitabilità. Ha poi aggiunto: l'obiettivo futuro è osservarli con telescopi di prossima generazione, con cui potremo capire se hanno un'atmosfera, in cui poi ricercare eventuali segni di presenza di molecole legate alla vita.